È entrato fingendosi un cliente poco prima dell'orario di chiusura, una mano nascosta da un sacchetto dal quale si intravedeva una sagoma che poteva essere una pistola e minacciando i presenti si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Attimi di paura alla farmacia alla Fonte della Salute nel centro commerciale Giorgione di via Valsugana a Castelfranco. Nell'esercizio c'erano 2 farmaciste e l'addetto alla cosmesi. Il dottor Alberto Ferrante, titolare, era già a casa e verso le 19:10 ha ricevuto la chiamata delle colleghe. Mi ha telefonato una mia collaboratrice che avevano subito una rapina, per fortuna non ci sono state nessuna conseguenza se non della paura e del disagio e malessere, però insomma non c'è stata nessuna conseguenza, a parte diciamo che hanno preso tutto l'incasso, se lo sono fatti consegnare dall'addetto alla cosmetica. L'uomo indossava un cappello ma era a volto scoperto e non si è curato di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia, che ora potrebbero fornire ai carabinieri che indagano sulla rapina elementi utili all'identificazione dell'uomo che diceva di essere armato. In realtà diciamo simulava di essere armato, dopo non si sa se dentro quel sacchetto che lui teneva in mano, con dentro la mano ci fosse qualcosa, non ci fosse niente, ci fosse una pistola, così, però alla fine sì, io ho sempre detto loro che devono essere, consegnare, fare tutto, insomma, non mettersi in pericolo, non fare gesti inconsulti. Arraffati i soldi, il bandito è scappato dileguandosi nelle vie adiacenti al centro commerciale. Il bottino, ancora in corso di precisa quantificazione, dovrebbe aggirarsi sui 3.000 euro. Negli ultimi mesi nella Marca sono state messe a segno diverse rapine ai danni di farmacie con le stesse modalità. In aprile, a distanza di una settimana, erano state prese di mira la farmacia Monti di Borgo Treviso a Castelfranco e la farmacia Burlini di Paese.